Questa trasmissione è offerta da Alphamed. Un buongiorno da Codroipo, dove è in pieno corso la storica fiera di San Simone, e siamo in uno dei posti, nei luoghi dove gli organizzatori hanno pensato bene di dare spazio alle associazioni, soprattutto sportive del territorio. E vedete che in questo momento ci sono dei bambini che con l'istruttore stanno facendo un allenamento, una rete nel mezzo, e a dominare è lo sport tennis e le palline che vi sta inquadrando la nostra Chiara Miscoria. Guardate l'entusiasmo con il quale, nonostante il cielo nuvoloso sopra Codroipo, dicevo, l'entusiasmo di questi piccoli che mettono proprio su questa disciplina sportiva. Io vado da Giacomo Trevisan, che è il vice sindaco di Codroipo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, tra l'altro è la prima volta che intervisto il buon Trevisan con questa carica istituzionale. Per voi il primo San Simone? Primo San Simone, organizzato un po' con tempi stretti, perché ci siamo insediati a metà luglio e abbiamo cercato da una parte di riconfermare la tradizione, insomma alcuni intrattenimenti e ritrovi che sono da sempre a Codroipo e da sempre legati a San Simone, ma anche di aggiungere qualche cosa di più con spettacoli dal vivo che già lo scorso weekend hanno riempito le strade e le piazze di Codroipo, e concerti. Quest'anno in particolare davanti al municipio c'è un grande palco nel quale vengono ospitati tutti gli intrattenimenti musicali, di cui dopo volentieri diciamo qualcosa, insomma. E quindi sì, in questa maniera per quest'anno abbiamo cercato di organizzare il miglior San Simone che il tempo a disposizione ci permettesse. Ecco, che sapore ha questa edizione di San Simone? E abbiamo scelto come slogan, così come richiamo, incontriamoci a Codroipo. Sono stati gli ultimi degli anni difficili per tutti quanti, e già quest'estate, andando un po' in giro per sagre o eventi, fiere del genere, si è vista la voglia delle persone di ritornare in piazza, di ritornare a vedersi, e abbiamo colto questa voglia di stare insieme sintetizzandola nello slogan, appunto. Quindi la voglia di rincontrarsi, di ritrovarsi, che poi sappiamo funziona anche molto bene quando c'è magari qualcosa da mangiare, qualche specialità territoriale che in diversi stand viene proposta e viene valorizzata. La cosa funziona ancora meglio quando si condivide anche qualcosa da mangiare. Ecco, Trevisan, qui su questa piazza, lo dicevo in apertura, c'è questa rete, poi c'è questa pista di skateball, e ci sono alcune delle associazioni. Qui vedo il cartello con Liutizzo Amatori Calcio, quindi qui domina lo sport. Sì, qua abbiamo creato il Quadruvium Sport, un po' la piazza dedicata a tutte le associazioni sportive codroipesi, che si sono in maniera encomiabile, direi, autocoordinate per offrire nei 2 weekend praticamente un cartellone completo di intrattenimenti, di occasioni, come in questo caso di sperimentare gli sport, anche sport che hanno meno, anzi soprattutto gli sport che hanno meno visibilità mediatica, e quindi l'occasione per piccoli, in particolare per giovani, di avvicinarsi, di scoprire la proposta sportiva che a Codroipo è particolarmente ricca. E quindi quelli che vengono definiti volgarmente gli sport minori. Io vado da Rosario Legname, che è il consigliere delegato per quello che è lo sport a Codroipo. Anche per lei è la prima esperienza. Sì, buongiorno, anche per me è la prima esperienza. Io devo ringraziare tantissimo le associazioni sportive di Codroipo.
perché sono state da subito disponibilissime a riunirsi e a collaborare per creare quello che vedete adesso, che è Quadrivium Sport. Quadrivium Sport qui in piazzetta Marconi a Codroipo, siamo vicinissimi al centro, è l'area dedicata alle associazioni sportive. Abbiamo iniziato venerdì scorso con l'apertura del chiosco degli amatori calcio di Jiu-Jitsu, perché lo sport appunto qui a Codroipo non è solo per i bambini ma è per tutti, quindi dai più piccoli fino agli amatori. Loro si sono prodigati nella parte che riguarda l'enogastronomia, sono stati bravissimi, sono stati apprezzati tantissimo in questi giorni. Poi sabato è stata la giornata con l'Atletica 2000 dedicata allo sport inclusivo, dove i ragazzi delle scuole hanno incontrato dei disabili, degli sportivi paralimpici che hanno fatto insieme sport, appunto per renderlo inclusivo. Sempre sabato, poi la sera abbiamo chiuso con la premiazione degli atleti meritevoli della città di Codroipo, e pensate che addirittura avevamo più di 30 atleti da premiare di vari sport, dalla corsa all'equitazione, veramente tantissimi sport diversi. Domenica poi abbiamo dato spazio agli open day delle varie associazioni sportive, abbiamo avuto il basket, abbiamo avuto il ciclismo, ci sono state anche dimostrazioni di alcune società sportive con spinning, uscite in mountain bike con gli amici dei Lonely Riders e della Libertas Gradisca, il basket con il mini basket con l'ADP di Codroipo, e per così chiudere anche la giornata di domenica. E questo Concluda pure. Sì, invece questo weekend è dedicato appunto alla polisportiva, che adesso poi Maurizio vi spiegherà, il presidente della polisportiva vi spiegherà meglio come è organizzata la giornata. Ci sarà la polisportiva che avrà il suo open day con grandi e bambini, e la serata poi si chiuderà con una vera e propria gara di skate. Mentre la giornata di domani sarà ancora dedicata al ciclismo, con una gara di rulli con monitor e una gara appunto virtuale. Tutto questo qui nella piazzetta Marconi di Codroipo. Ecco, ricordiamo che piazzetta Marconi è proprio dietro la sede dell'INPS, a 2 passi da piazza Garibaldi. Io vorrei andare da quell'istruttore di tennis che si chiama Umberto. Io vado da Umberto e vedete che Umberto sta spiegando le regole e le impostazioni. Umberto, buongiorno. Buongiorno. Allora, la vedo particolarmente entusiasta. Quanti anni hanno questi piccoli? Allora, questi sono dei 2015-2016, sono dei ragazzi che si allenano 2 volte a settimana, perché stiamo cercando di comunque far rivivere il tennis coduepese. Perché dice rivivere? Perché per anni non c'è stato un circolo qui a Codroipo, poiché manca una struttura coperta, però adesso abbiamo anche la gestione della palestra dell'Istituto Superiore Linusio, e quindi possiamo dare continuità a questi ragazzi. Senta, chi è questa bambina che con tanta foga... Allora, lei è Angelica Nova, è mia figlia. Me la può chiamare così vediamo... Puoi venire un attimo qua? E quindi Angelica quanti anni ha? Angelica ha 7 anni. Buongiorno Angelica. Ciao. Senti, ma quanto ti piace giocare a tennis? Tantissimo. Tantissimo, quindi vedete... E chi è che ti ha insegnato a giocare a tennis? Papà, E quando hai iniziato a utilizzare la racchetta? da quando avevo 5 anni. E senti, da grande cosa vuoi fare? La dentista e per hobby la tennista. Quindi, no, quindi di fatto non sarà un tuo lavoro. La dentista? Non hai paura del dentista? Sì, veramente ti piace fare questo mestiere? Sì, sì, sì. Quante racchette hai a casa? Tutte quelle che ha papà nel borsone. Ma quindi questa è del papà o è tua? No, quello che è di mio papà è mio. Quella che è di mio papà è mio. Questo è un bel passaggio, papà Umberto.
Sì, è un bel passaggio perché noi facciamo tutto in base ai nostri figli, no? Penso che sia così. E niente, buon divertimento e continuiamo ad allenarci e buon San Simone. Grazie Umberto, la lascio all'allenamento dei più piccoli e io a questo punto vorrei andare da quel signore che di fatto sta seguendo quei piccoli con il caschetto e quindi vado da Carmine Polignone Carmine, buongiorno, eccoci. Che cosa stiamo insegnando a questi piccoli? Ma insegnando niente perché sono già bravissimi, per cui niente, stanno andando con lo skateboard, per cui... Che manifestazioni farete nell'ambito di San Simone? Allora, nell'ambito di San Simone questo pomeriggio sarà un open day, per cui dedicato ai bambini dalle 15 alle 17, in cui verranno qua e potranno provare la rampa insieme ai due maestri. C'è un'associazione che appunto... Sì, noi siamo insieme alla Polisportiva qua di Codroipo, siamo entrati quest'anno e grazie a loro ci concedono gli spazi e le strutture, diciamo. Per chi volesse portare i propri figli presso la scuola skateboard di Codroipo cosa deve fare? Allora, deve andare sul sito della Polisportiva di Codroipo e compilare i moduli e annunciarsi, insomma, che vuole fare questa attività. Quanto ci vuole per fare quello che fanno questi bambini? Allora, loro in realtà hanno cominciato la scuola effettiva quest'anno, quindi con 5-6 lezioni già si comincia a vedere il risultato, quindi non ci vuole tantissimo. Insomma. Io vedo piedino sulla parte più esterna dello skateboard. Il piede sul tail, che è la parte dietro della tavola, e il piede davanti sulle ruote del track davanti per non capottarsi in avanti, questo è proprio il movimento giusto. Quanti bambini avete al seguito? Mi pare che adesso sono sulla trentina iscritti che frequentano i corsi e che vengono fatti in settimana con i maestri che verranno qua questo pomeriggio. E altrimenti dove ci si trova? Altrimenti ci si trova negli altri park pubblici che ci sono in Friuli, non ce n'è tantissimi, a Codroipo non ne abbiamo ancora, ma speriamo che questa cosa sollevi un po' di pubblicità. C'è bisogno di un'area? Di un'area dedicata per lo skateboard, sì. Quindi chi deve ascoltare, ascolti. Grazie Carmine. Allora noi adesso andiamo in pubblicità e poi ripartiamo con quell'uomo che porta quella casacca rossa, ovvero sia Maurizio Chiarcossi, che è il presidente della Polisportiva Codroipo. Eccoci nuovamente in diretta da Codroipo, come promesso Maurizio Chiarcossi alla mia sinistra, il presidente della Polisportiva Codroipo. Ci siete voi e come qui? Sì, grazie. Intanto buongiorno, benvenuti a San Simone, grazie di essere venuti. Sì, la Polisportiva è radicata nel territorio di Codroipo, è una società che ha più di 100 anni di storia ed è già nata come Polisportiva. Se faccio l'elenco delle attività che sono adesso in corso, magari me ne dimentico anche qualcuno perché ce n'è tantissime, qualcuno le avete già viste che oggi sono qui a fare una piccola esibizione. Principalmente abbiamo l'attività, vi racconto un po' quello che facciamo, principalmente abbiamo l'attività del calcio con la squadra in eccellenza, ma con tanti giovani, con una scuola calcio qualificata, con tanti giovani del territorio, oltre 200 bambini frequentano il calcio. Anche la prima squadra è molto giovane, con ragazzi del nostro territorio. Ecco, qui dentro che cosa abbiamo? Sì, adesso siamo un po' così, oggi in causa della pioggia siamo un po' ci siamo organizzati come meglio potevamo. Abbiamo la scherma, che è un'attività nata da qualche anno ed è importante perché si è creato un sodalizio assieme a San Daniele, Gemona e Codroipo, quindi sono 3 comuni che fanno attività insieme. Ti presento il maestro se vuoi. Si chiama? Che è Flavio. In questo momento che cosa stanno facendo queste bambine? Stanno facendo un piccolo esercizio Scherma per velocizzare i riflessi. Lo facciamo quando facciamo le prove iniziali. Invece alle nostre spalle c'è una... C'è la parte importante della polisportiva perché abbiamo oltre 600 tesserati e quindi c'è un notevole lavoro di
di segreteria, amministrativo. E questa signora come si chiama? La signora si chiama Sonia, e guai se non ci fosse, perché... Posso andare da Sonia? Allora, Sonia, allora, è stata definita di fatto una colonna portante della polisportiva. Sì, sì, ma il tempo è sempre poco, Quanta burocrazia? tanta, molta, troppa. Quanto è che fa parte di questo mondo? Ho sempre fatto parte da ragazza come sportiva e poi qui a Codroipo saranno 15, forse di più anni. Qual è lo sport che ha praticato finché l'ha praticato? Tennis in particolare, a età più avanzata, e prima ho fatto pallavolo, ho fatto anche calcio. Sì, mi piace. Adesso è un periodo che sono per vari problemi anche familiari. Sì, Grazie per quello che fa. grazie a voi. Allora, noi ringraziamo Chiarcossi, ma torneremo a parlare della polisportiva perché altrimenti ci accompagni, perché adesso faremo questa camminata nel centro di Codroipo e da questa piazza Quadruvium, la chiamiamo così anche se il vero nome è Piazzetta Marconi. Piazzetta Marconi, e vedete e là ci sono anche dei ciclisti. Esatto, sì, abbiamo riunito tante associazioni ed è anche questo bello a Codroipo, perché tutte le associazioni collaborano insieme, e questa è una delle attività in cui lavoriamo tutti assieme, quindi senza rivalità, anzi con molta collaborazione anche nelle scuole, anche in altri progetti, quindi è bello anche questo, che Codroipo è molto unito anche a associazioni che fanno diverse attività sportive, perché il nostro incarico è quello di portare i bambini a fare attività sportiva, quindi sono belli tutti gli sport, per tutto quello che acquistano nell'attività sportiva, tutto quello che è importante per i ragazzi fare un'attività sportiva, quindi fate sport, questo è il messaggio. Questo è l'obiettivo, quindi noi possiamo cominciare questa promenade, lo diciamo in francese, e è il momento di parlare di una attività culturale a cui voi tenete particolarmente. Che cos'è, Vice Sindaco? Il Premio Saint-Simon, che è insomma ormai da 43 edizioni uno dei cuori, una delle tappe principali dei festeggiamenti della Fiera di San Simone. Premio letterario in lingua friulana, che quest'anno abbiamo anche pensato di arricchire, di ampliare, la cui portata abbiamo pensato di ampliare, comprendendo un po' proprio la cultura, l'identità friulane. Quindi oltre alla presentazione di libri in lingua friulana, quest'anno ci sono anche diversi libri in lingua italiana, scritti anche da autori italiani, ma che toccano i temi dell'identità friulana, dell'identità del territorio. Ieri sera c'è stata la presentazione del dizionario friulano delle rimozioni di Paolo Patui, che appunto racconta alcuni friulani poco noti ma molto importanti, e quindi in questa maniera qua insomma, si allarga l'orizzonte della riflessione del Premio Saint-Simon. Premio Saint-Simon che domani ha un momento di presentazione un po' importante grazie alla collaborazione con l'Arlef, ma dopo mi fa piacere che ne parli il presidente Cisilino, e poi venerdì 28 avrà la consegna, quindi il suo momento massimo in sala consigliare a Codroipo alle 20:45, con la conduzione di Mauro Missana e le letture di Aida Tagliente, quindi cerchiamo un po' di così dare rilevanza al momento della premiazione, che così vive anche un po' di cerimonie, ma insomma è pur sempre uno dei culmini della festa, che poi coincide, come da tradizione, col giorno di San Simone, il 28 ottobre, e quindi concluderà effettivamente lì il momento dei festeggiamenti. Allora, voi vedete che alla nostra sinistra, la nostra Chiara aveva già inquadrato prima, c'è questo camper che di fatto si occupa di screening, quindi un saluto anche al Lions Club Medio Tagliamento, e qui si entra in piazza Garibaldi. Abbiamo visto anche un mezzo della protezione civile che è particolarmente mobilitata assieme alla polizia locale, e qui si vede uno scorcio di piazza Garibaldi, che storicamente è il nucleo pulsante di San Simone.
è il cuore, insomma, dei festeggiamenti e della città stessa di Codroipo, e qui, insomma, da tradizione trovano spazio le associazioni codroipesi e poi anche alcuni stand enogastronomici. Poi adesso, spostandoci verso il cuore della piazza, potremo incrociarli, insomma. Ecco, alla nostra e quindi verso la nostra sinistra ci sono anche gli stand, così ve li mostriamo giusto da lontano, di Coldiretti, e a questo punto vorrei andare dall'assessore alla cultura Polo, quindi sono tutti volti nuovi che cominciamo a conoscere e a farvi conoscere. Con il vice sindaco abbiamo parlato del premio San Simone. Che taglio avete voluto dare quest'anno? Allora, abbiamo cercato di mantenere la sua natura, il suo valore, quindi con la centralità delle opere in lingua friulana, opere originali. Quest'anno abbiamo in concorso il romanzo e il fumetto e abbiamo avuto anche una vasta adesione, quindi siamo molto contenti. Accanto a questo volevamo allargare un pochino la rassegna che ha il concorso al centro e quindi è molto importante, però anche allargarla ad altre espressioni culturali dell'identità friulana o della territorialità. Quindi abbiamo fatto delle presentazioni di libri che fossero inerenti o affini a scrittori friulani, a tematiche friulane. Ecco, quindi abbiamo avuto Carlo Tolazzi, ieri sera abbiamo avuto Paolo Patui, questa sera avremo Raffaele Serafini, che tra l'altro è plurivincitore del premio, quindi ormai è un habitué. Un veterano? Assolutamente sì. E quindi abbiamo cercato di allargarlo perché la nostra idea sarebbe quella di creare proprio un festival culturale che tenesse conto delle lingue minoritarie in larga scala. Ecco, avete sentito l'assessore alla cultura Polo parlare di termini che sono particolarmente ricorrenti, quindi identità, e quindi questo premio San Simone che vuole allargarsi magari non solo per questo periodo. E vado da Eros Cisilino, che ringrazio perché c'è sempre, e quindi io di questo lo ringrazio. Ci eravamo visti proprio a Codroipo per un certo progetto di Acun dai Jays, quindi non lontano da qui, vicino a quella unica e bella fontana dove appunto c'è Acun dai Jays rappresentato. Allora, sentivamo che forse si vuole un po' allargare lo spettro per quello che riguarda l'identità e il premio San Simone. Sì, assolutamente sì. Ringrazio l'amministrazione comunale di Codroipo perché si è dato veramente un grande da fare per cercare di valorizzare anche gli aspetti di promozione. Quindi noi domani avremo la presentazione del premio e i passi per Furlan, guai se no se non lo facesse, no? Il un momento a rivisitare che è la figura di Cappello, poeta eccezionale che purtroppo è venuta a mancare 5 anni fa, e proprio anche grazie alla grande disponibilità dall'amministrazione comunale, il Larin con Mario Turello e Giacomo Witt avviò di un momento che capodeva in sé gli spies proprio letteraris, ma anche sentì in qualche via la poesia proprio di Cappello, e ritengo che sia un buon inizio, ecco. E dopo vi ho dato anche tante iniziative che io penso che con l'amministrazione comunale si arriveranno a sviluppare sicuramente. Ecco, vinci tu prima l'assessor Polo chiacchierà di identità, c'è Ponsino. È un'identità che vi ho detto che è in crescita, la INTA si sta veramente in equargente, ecco, che ha un'identità furlana, sparniciata per il Friuli, ma anche un'identità che è anospea, è un'identità anche letteraria. Dopo in realtà Codroipo è fior di storia oltre che di letteratura, ma vi ho detto che proprio è una grande rinascita e un grande interesse soprattutto dalle nuove generazioni, per cui io spero che appunto questo premio San Simone vi ho detto anche lavori di nuove generazioni che possono manforta a che ormai sono veramente consolidati. Si viene tutto prima a nominare qualche scrittore tipo Serafini, ma anche Franco, insomma plurivincitori, no? Ma sicuramente a da tante e anche in tandem con qualche più giovane. E avete sentito in Marilenghe il buon Cisilino dire Codroip signor di storia, di cultura e di letteratura? Questo basterebbe, noi potremmo andare a dormire su queste parole, signore di storia e di letteratura. Quindi tra l'altro il buon Cisilino lo ringrazio ancora perché mi ha fatto presentare a Sappada la Fiesta della Patria dal Friul. Sono friulano, ma ovviamente, io lo dico davanti alle telecamere, ho dei limiti con la lingua, non
mi piace da morire parlare della nostra cultura, ma ho delle difficoltà espresse e l'Arlef in maniera molto tollerante mi ha accolto lo stesso e continua a insistere quindi, su questa, e quindi io ti ringrazio ancora Eros. Noi, te lo dico in marilenghe, come lì in pubblicità si ferma un momentut, promosso? Assolutamente sì. E torni subito, a tra poco. Eccoci, ci abbiamo provato, ma no, ci provo? Signora, a questo punto il Presidente faccia questo sacrificio. Che cosa abbiamo nella borsa? Ah, la nostra signora ha comprato le zucchine, che ne abbiamo ancora, vista la stagione quest'anno, radicchio, le patate. Da dove arriva questa merce? La mia azienda è di Risano di Pavia di Udine. Che si chiama? Talborg. Talborg, quindi siamo vicino al campanile, se non ricordo male. Beh, siamo a 8 km da Mortegliano. No, Risano? No, Risano. No, dal campanile di Risano, non di Mortegliano. Ah, sì, un centinaio di metri. No, più o meno ho capito. Che stagione è? C'è prodotto o no? C'è ancora prodotto, non è stata una stagione facile perché il tempo ha influito parecchio quest'anno, però dai, comunque siamo riusciti ad avere qualcosa. Sì. E guardate, questi sono i colori dell'autunno di fatto. Sì, sì. L'autunno porta questi colori qua, il verde, il rosso, il giallo, il bianco. Come potete vedere anche dai miei colleghi, predominano questi colori qua. Senta, di che cosa c'è abbondanza in questo periodo? Invece c'è qualche prodotto che scarseggia negli orti? E adesso diciamo che per quanto riguarda da me la foglia comincia ad avere qualche problema, ma la patata ha avuto anche qualche problema, per il resto dai, verde eccetera ne abbiamo. La lascio alla consegna della verdura, grazie e buon lavoro. Buon lavoro a voi. Buon lavoro. Allora, io a questo punto vado da quest'uomo che è l'assessore alle attività produttive, Giorgio Turcati, che intervisto anche in questo caso, perché sono tutti volti nuovi dell'amministrazione comunale di Codroipo e anche per i nostri telespettatori. Come va Giorgio? Bene, abbiamo cercato di riprendere un filo che forse si era parzialmente un po' interrotto, cioè quello di dare importanza a quelle che sono le attività produttive, che sono poi al centro di quello che è la vocazione della Fiera di San Simone, perché è una fiera dove vengono esposti tradizionalmente i prodotti dei contadini, degli stessi artigiani, per cui ci siamo concentrati sul ricontattare le associazioni di categoria in primis e abbiamo intavolato tutta una serie di iniziative che hanno avuto anche un duplice scopo. Da un lato sono per gli adulti, ma siccome c'era un tema importante, i bambini, anche a San Simone avete visto che ci sono parecchie iniziative per i bimbi, anche noi abbiamo voluto nel nostro piccolo fare, ad esempio con gli artigiani, abbiamo fatto dei laboratori per far interagire i bambini, ma poi vi dirà meglio questa cosa, ve la spiegherà il presidente zonale di Confartigianato, che vi dirà un attimino nello specifico che cosa abbiamo fatto. Ci auguriamo in questo modo di fare rete tra le imprese di Codroipo, far sì che anche durante l'anno ci possano essere anche altri eventi di questo tipo, proprio per dare una spinta anche in un momento di difficoltà. Che momento è? Il momento certamente non è facile, soprattutto per alcuni settori economici, in particolare chi fa lavorazioni. Ad esempio panifici, piuttosto, cioè chiunque utilizzi energia elettrica, chiunque utilizzi gas, perché i costi hanno veramente messo in difficoltà tutti, perché già c'erano problematiche derivanti dalla pandemia, eravamo in un momento, se vogliamo, anche positivo di rinascita e improvvisamente siamo di nuovo caduti in un brutto momento dove non ci sono grandissime prospettive, più che altro c'è questa preoccupazione, questa mancanza di visione. Dobbiamo tenere duro e noi come amministrazione ci stiamo già attivando per stare vicini appunto al mondo delle attività produttive, perché è fondamentale per tutti, per la vita quotidiana di tutti, per Codroipo in questo caso, è importante che le attività continuino ad esserci, per cui dobbiamo fare di tutto per sostenerle in questo brutto momento. Grazie Giorgio Turcati, assessore delle attività produttive.
mi parlava di Confartigianato e quindi salutiamo il responsabile di zona. Voi dove siete presenti? Magari per le persone che ci stanno guardando in questo momento. Io sono Bressan Paolo, presidente del Friuli Occidentale, quindi oggi rappresento Confartigianato e parlo a nome dei nostri associati che qui, che poi magari possiamo incamminarci. No? Vedremo, abbiamo organizzato assieme ai nostri artigiani dei laboratori dove indirizzati ai bambini, dove questi possono fare esperienze proprio dei lavori che noi... Quindi toccare con mano. Toccare con mano, no? Anche, quindi ci sono dei laboratori dove abbiamo delle sarte, del mosaico. No? Quindi, sono qui davanti. Sì, dovrebbero essere qui avanti, penso, no? Adesso, perché con questo tempo un po' ci ha anche, come dire, limitato, no? Nella funzione. Quindi... Senta, lei però mi dice, state facendo qualcosa che forse potrebbe fare anche il mondo della scuola, voi state anticipando un po' o sbaglio? Noi collaboriamo anche con la scuola, no? Solo che loro hanno delle difficoltà proprio nell'organizzare questi incontri, proprio no? Per i problemi burocratici che hanno, no? Quindi, sì, loro dovrebbero essere il nostro partnership, no? In questo, perché i bambini, no? Sono quelli il nostro futuro, no? Quello che manca un po' adesso. Senta, si dice che il lavoro c'è ma non si trovano figure professionali, abituiamo i più piccoli a guardare un mondo che forse è stato perso di vista o sbaglio? No, ha ragione, quello che è stata un po' anche causa nostra di artigiani, no? Come artigiani che non abbiamo saputo dare un'immagine positiva del nostro lavoro, no? Quindi non abbiamo saputo indirizzare anche i nostri figli addirittura. No? Le chiedo solo, stoppiamo, che voglio mostrare questo stand perché è un'icona di questa zona, l'associazione La Pannocchia, familiari e amici dei ragazzi disabili, e quindi vi invito caldamente a fermarvi a questo stand e acquistare quello che loro propongono, perché si preoccupano delle persone meno fortunate, quindi memorizzate molto bene associazione La Pannocchia Codroipo, quindi questo è un marchio che si è consolidato nel tempo, e quindi fermatevi, ve lo dico in diretta, e venite a visitare lo stand della Pannocchia e sapete che quello che date viene utilizzato. La filiera è molto corta qui perché l'esigenza è molto vicina, quindi salutiamo l'associazione La Pannocchia. Presidente, scusi che l'avevo interrotta, quindi stavamo dicendo binomio scuola e artigianato. Questo dovrebbe essere il plus, no? Perché proprio siccome mancano persone, noi non abbiamo la possibilità di avere dipendenti formati, quindi manca proprio un indirizzo da parte delle scuole, no? A far sì che i ragazzi si impegnino nei nostri lavori, che l'artigiano non è più quello di una volta, insomma, no? Quindi tutte le tecnologie con cui noi lavoriamo non sono più quelle che vedevamo nel nostro passato, no? Quindi io vedo una grande possibilità anche per i giovani, no? Ecco, questo è... Solo che bisogna che qualcuno li sproni poi alla fine, no? Ad avvicinarsi al nostro mondo. Ecco, la vostra presenza da queste parti è proprio punta a quello. Saluto ovviamente anche gli amici del Caffè Letterario, c'è il mensile Il Ponte, quindi lo vedete, e anche questo è un altro riferimento del territorio dal punto di vista editoriale. La sede storica è in via Leicht, e lo conosco molto bene perché io proprio da lì ho iniziato, e quindi non bisogna mai dimenticarsi da dove si è partiti. E poi c'è anche l'Università della Terza Età del Comune di Codroipo. Andiamo da un altro Giorgio, prima avevamo Turcati e qui c'è un Giorgio Cozzutti che di fatto mi parla in questi 2 minuti, poi se avremo bisogno di tempo lo faremo nella quarta e ultima parte di questo campanile. Intanto, chi è quella donna
Ben fatta, grazie. Allora, lei la posso presentare io. Chiara Grillo è la direttrice della scuola di musica. Perché ti è stata vicino, poi quando ha visto Paroni avvicinarsi a Cozzuti con un balzo atletico si è allontanata ed è arrivata... Come? Facciamo così allora. Abbiamo bisogno di segni di affetto in questo mondo pieno di guerre. Allora, a questo punto a che punto è arrivata la scuola di musica Cozzuti? Allora, la scuola di musica a questo punto è diciamo in una fase di ripartenza perché abbiamo tutti vissuto anni complessi. Codroipo ha un'anima musicale molto radicata e molto rappresentata e diciamo siamo in una ripartenza, nel desiderio di ricominciare e la musica in questo momento è sicuramente uno strumento importante per riavvicinare le persone e per appunto aiutarle a ricominciare a entrare in contatto l'une con le altre, a esprimersi. Quindi questo San Simone è stata un'occasione per riportare progetti, per ricominciare a suonare assieme. Grillo, la musica è linguaggio. Esatto, esatto. È una lingua, non ha una grammatica ma ha una sintassi ed è veramente una possibilità. Dicevamo ieri sera che eravamo in teatro con un concerto dei nostri insegnanti e dei nostri migliori allievi. È una risorsa, è una possibilità per l'essere umano, non solo per alcuni. E il desiderio è proprio quello che torni ad essere a portata di tutti, in modi diversi, ma a portata di tutti perché l'essere umano è musicale. Direttrice, ma qual è lo strumento che i più piccoli prediligono? Cioè, quando arriva un bambino di 4 o 5 anni e dice voglio suonare questo. Noi abbiamo ragionato tanto su queste cose, abbiamo anche studiato tanto. Allora, le ultime ricerche ci dicono che la cosa migliore in fase prescolare è la voce umana, perché quello che conta è la relazione che il bambino instaura con l'insegnante, che è una guida in realtà in questa età prescolare. Dopodiché, quando il vocabolario si è formato nel bambino, allora è tempo di avvicinarsi a uno strumento e sarà lo strumento a portare fuori quello che è nato e cresciuto dentro il bambino. A quel punto ogni strumento può andare bene, ognuno avrà la propria inclinazione, ma la cosa principale è proprio partire dalla voce, che è uno strumento che appunto abbiamo tutti. Mi tolga una curiosità e poi vado in pubblicità. Con cosa ha iniziato lei? Io ho iniziato cantando, ho cantato per tanti anni in coro e dopo la chitarra è stato il mio strumento. Sa dove andiamo adesso? Dove andiamo? In pubblicità. Grazie direttrice, a tra poco. Siamo in diretta e c'è un retroscena, sono andato da Larissa che sta mangiando il pane con la zucca. E come vedete ha questa faccia estremamente furba e sta ridendo e ride ancora Larissa e non ridere troppo Larissa. Adesso glielo faccio. Ti chiedo, cara Larissa, davanti alle telecamere, mi dai un pezzettino di pane con la zucca che io sono talmente goloso ma non posso mangiarne tanto? No. E quindi a questo punto dovrò, Larissa scusami poi ti lascio, devo andare a comprarmelo al panificio da solo? Perfetto, evviva. Salutami tanto la mamma, sai? Sì. Perfetto, dove eravamo arrivati? Scusa ma la creatura mi aveva attirato con quel pane giallo. Cosa succede domani, Cozzuti? Allora, domani noi abbiamo una produzione della scuola di musica di Codroipo che diciamo si sta aprendo anche all'organizzazione di concerti e di altre attività e vi invitiamo in Piazzetta della Legna alle 16:30 allo spettacolo intitolato Meraviglioso. Allora, è un progetto che riporta con arrangiamenti originali di Jeremy Serravalle musiche degli anni 40-60, quindi temi famosissimi, Tintarella di Luna, musica molto divertente, ironica. Il gruppo è un gruppo diretto da Elena Paroni, è composto da strumentisti, cantanti, un batterista, insomma musica veramente molto divertente, quindi insomma l'invito è aperto a tutti, 16:30 Piazzetta Marconi. Meraviglioso, quindi già vi dice quale sarà un po' la qualità. Mi saluti tanto chi ha detto? Una certa Elena Paroni. Ah sì, non so, una che mi dice qualcosa, provi a darmi qualche informazione in più, caro Cozzuti. Ciao Grillo, arrivederci. Caro vice sindaco, chi ci manca ancora?
così proprio sorvolando parliamo degli spettacoli che ci sono in queste altre 2 giornate. Già nel primo weekend abbiamo avuto diversi artisti di strada che si sono alternati nelle piazze per le vie di Codroipo. Questa settimana abbiamo Pastroccio di Bolle, che già insomma nel nome dice un po' quello che presenterà al pubblico di Grandi e Piccoli di Codroipo, e poi una compagnia molto quotata, compagnia Nani Rossi, di acrobatica da strada di livello internazionale. Questo si svolge dove? Questo in Piazzetta della Legna, si alternano anche agli spettacoli della scuola di musica, all'inizio di Via Balilla e nella zona retropalco di Piazza Garibaldi. Sarà un caso, ha cominciato a parlare il vice sindaco e suonano le campane, quindi probabilmente... C'è anche lo spettacolo sulla storia del campanile di Codroipo. Guarda, cioè, e io non sapevo di sta cosa, gliel'ho appoggiata e Trevisan tatan. Mi ricorda Samardzic dell'Udinese, quindi dicevamo... È uno spettacolo che è curato da Zero Traccia, una giovane compagnia teatrale con tanti ragazzi di Codroipo, guidata da Monica Aguzzi, e loro hanno reinterpretato uno spettacolo che io ho scritto più di una decina d'anni fa, e si chiama Dall'Alto e racconta la storia del campanile di Codroipo più un'altra storia un po' più, diciamo, leggendaria, ecco, e lo fanno sul campanile di Codroipo. È in realtà solo per ingolosirvi, perché le repliche sono già a full e quindi non ci sono ulteriori posti, ma sicuramente lo riprenderemo in altri festeggiamenti, in altre occasioni, senza ombra di dubbio. Grazie Giacomo, comunque aspettiamo, tanto abbiamo ancora 6 minuti perché poi avremo i saluti. Andiamo da questo, che guardatelo bene in faccia, e anche il modo come mi hai fatto il rimbalzo prima, quindi, ma tu chi sei? Io sono Andrea Moretti, fondatore di Codroipo Beat Community, un concept che ho fondato 3 anni fa, quando sono tornato dai miei studi da Bologna, e questo concept ha il fine ultimo di aggregare giovani attraverso la musica elettronica. Se analizziamo anche il nome, Codroipo Beat Community, Codroipo è il territorio dove intendo svolgere questo. Beat è un gergo tecnico della musica elettronica che sta a indicare il ritmo, come se fosse un metronomo. Ne hai? 25. Ecco, io ho un desiderio. Prego. Siccome martedì io, e quindi giustamente devo promuovere la mia amatissima trasmissione, e credo anche per i telespettatori, torniamo in diretta dopo 2 anni con lo Scrigno, tu mi fai un pezzettino, se non adesso, me lo prepari e io lo mando in onda. Certo, se non riusciamo per questo martedì, per quello dopo, però mi piacerebbe tantissimo mandare un pezzettino da 2 minuti. Proviamo? Madonna, molto volentieri. Stasera ci esibiamo qua dalle 10 a mezzanotte e mezza in piazza, grazie a Giacomo e alla giunta che c'è adesso, perché negli anni precedenti è stato difficile provare a lavorare col comune o con altri clienti, e siamo molto contenti di questo perché attiriamo gente non solo da Codroipo ma da tutto il Friuli. Siccome io mi piace aiutare e supportare il territorio, ricordiamo, per chi ci sta guardando in questo momento, per sentire le vostre creature musicali che cosa bisogna fare, quando, dove? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram dove pubblichiamo tutti i nostri eventi, e abbiamo anche un canale di SoundCloud dove carichiamo i nostri mixati, diciamo. Quindi quando ci esibiamo molto spesso registriamo e poi facciamo in modo che la gente lo possa ascoltare anche in un secondo momento. Di quando hai cominciato a toccare per la prima volta le console? Io sono sempre stato appassionato di musica elettronica, anche quando stavo a Bologna lavoravo più nella promozione di eventi. Poi quando sono tornato qua a Codroipo noi notavamo che ci mancava qualcosa e ci seccava prendere la macchina, andare fino a Udine o a Pordenone per ricercare degli eventi, che era anche un rischio, diciamo, perché uno prende la macchina e sappiamo benissimo, sì, il sabato sera è sempre pericoloso, e allora anche dalla necessità di questo abbiamo deciso di fare questo sul territorio. Grazie. Per quella cosa poi ne parliamo alla fine della trasmissione, che mi piacerebbe mandare 2 minuti. Chissà se Larissa, dopo aver mangiato, e vedete che sta ispezionando la borsa della mamma, e Larissa sta, mi fa piacere Larissa che tu sorrida Paroni così, finalmente. Tu stai mica cercando ancora pane con la zucca, non ce n'è più. Lo hai finito? Adesso vai a pranzo? Più tardi. Sicura? Quanti anni hai, Larissa?
6. Intanto gli ho strappato un'informazione che prima era impossibile. Caro vice sindaco, il CEFAP, ci sono anche loro. Questo weekend ci sono anche loro, diversi stand si sono alternati nei 2 fine settimana e questa settimana qua c'è la loro proposta e io vi invito proprio a chiedere anche direttamente a loro di promuoversi e di raccontare. Questi sono studenti? Sono studenti, sì, con le loro tutor e propongono le lavorazioni direttamente della scuola. Sì, Vediamo se riusciamo, se c'è il tutor, quindi dei ragazzi del CEFAP. Signora, lei è un tutor? Venga, scusi se siamo in diretta, quindi... No, venga così con me che tanto... Qual è il vostro obiettivo qui a San Simone? La chiamo anche l'altra tutor perché siamo 3 percorsi nella scuola CEFAP, un percorso addetto alle trasformazioni agroalimentari e poi adesso la mia collega insieme ai ragazzi stanno allestendo il percorso addetto all'agroambientale. Come si chiama l'altra tutor? Chiara Giubini. Vediamo se la Chiara viene un attimo da queste parti, quindi così spieghiamo che messaggio volete lanciare da San Simone, venga. No. Siamo in diretta. Siamo in diretta, ok, grazie. Siamo del CEFAP di Codroipo, ci sono qui rappresentati tutti e 3 gli indirizzi che abbiamo noi lì nella sede di Codroipo e anche quello che abbiamo nella sede di Tolmezzo, che è l'operatore montano. Qui invece, credo che vi abbia già detto la nostra collega, l'agroalimentare. Ci piacerebbe far vedere il legame che c'è tra la nostra scuola e il territorio, le collaborazioni che abbiamo con diverse aziende e tutta la filiera che seguiamo e che viene seguita nei percorsi della nostra scuola. Senta, vediamo dei colori che sono quelli dell'autunno, ma queste piante dove potrebbero finire? Queste piante poi finiranno sicuramente nel nostro orto scolastico, quindi nell'azienda che abbiamo a Beano, con cui collaboriamo, e come anche le barbatelle che abbiamo lì e nell'altra aiuola. Quindi queste poi verranno utilizzate per fare tutta l'orto e lo spazio di laboratorio didattico nelle 2 aziende in cui andiamo a fare l'attività con i ragazzi. I prodotti che i ragazzi del percorso agroambientale raccolgono negli orti, insomma, che hanno a disposizione, poi noi riusciamo a trasformare nei nostri laboratori del CEFAP questi prodotti insieme ai docenti di pratica, quindi è proprio come diceva la mia collega, per noi è importante anche la filiera, loro producono e poi noi trasformiamo nei nostri laboratori e questi sono i prodotti che hanno creato i ragazzi, insomma, insieme ai nostri docenti. Senta, in 20 secondi vedo addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari, ma chi frequenta questi corsi ha sicuramente un posto di lavoro all'orizzonte? Sì, perché vengono soprattutto da quest'anno che abbiamo l'alternanza scuola-lavoro, i ragazzi iniziano a svolgere, insomma, questi tirocini e solitamente poi hanno un posto anche sicuro perché fanno molta fatica a trovare dei ragazzi che poi vengano impiegati soprattutto nel nostro settore, che sono supermercati piuttosto che prosciuttifici oppure in panifici, e quindi ricercano ragazzi che abbiano già pratica, esperienza. Io vi ringrazio perché dobbiamo andare a chiudere, io chiudo con il vice sindaco Trevisan, se vogliamo veramente in un minuto dire perché venire a San Simone fra oggi e domani, che è domenica, e le previsioni meteo per domani sono migliori. Sì, positive infatti. Per la proposta in questi 2 giorni, in queste giornate di festeggiamenti, Codroipo si mette in mostra in qualche modo e tutta la ricchezza delle sue associazioni, delle Proloco, di tutte le realtà imprenditoriali e commerciali che sul territorio di Codroipo e attorno a Codroipo si sviluppano. Quindi io vi invito a venirci a conoscere, a venire a incontrare la città di Codroipo, la sua cittadinanza e tutte le sue realtà. Grazie vice sindaco Giacomo Trevisan da Codroipo, da Piazza Garibaldi, dove è in pieno svolgimento l'edizione 2022 di San Simone. Veramente tutto, grazie alla nostra Chiara Miscore per il supporto tecnico, alla prossima, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Alphamed.
Questa trasmissione è offerta da Alfamed.